benvenuti a un'altra trasmissione di Vurriadrogius Literarius. Sigheus in Mustandala de Attobius con meras persones che benita in noi a Sagattai e foi daus de Sardegna, foi daus de lingua sarda, foi daus de cultura, de politica. Poi, a suo costo mio, proprio una vicciocca che ogni dì fai politica. Saluti, benvenia Enrica Fois. Saluti a tutti e saluti a tutti e grazie. Dunque Enrica, tu non sei de Susulcis, indienisi de su Campidano, Castedaia, mi pare di comprare. No, Deus è Pirresa. Castedo una Deus. No, Non si può rinare Castedo. Nasce pesata in Pirri, poi Pirri è sti comunità. Una comunità che nasce a 6, ci funti ritrovamenti sul Museo Archeologico di Castedo, commenti Pirri via da Giai comunità in epoca romana. Dunque è una cosa installata da Castedo. Di Aici e poi si cresce, si costruì un meda e i due abitaus ormai non si comprende più su Cali Pirri e Cali Castedo, ma in Sugoro si usa Pirresus. Devo dopo fare all'estero questa provocazione a Enrica, poi ti scelgo pure che Pirri fino su 1928, ma correggimi se ho sbagliato, No, è giusto. Fiera comune a 6, poi testa contessio. È arrivato sul fascismo e Pirri impari a Paoli, Hermans, Meda Bidas, punti stetti accorpadas a Castedo. Poi in un avvento autonomistico c'è stato un referendum, ma non ha vinto. Dunque è diventata municipalità, non circoscrizioni. Municipalità poi si ispira alle grandi metropoli come Roma, che tengono cittadine vere e proprie. Pirri conta da quasi 38.000 abitanti, dunque tengono problema suo e vanto suo. Pensai a questa particolarità di questa isola nostra, tenendo su comune di 500 abitanti, dunque siamo tutti sui Bolinai e si comune e su matisse tempo con 28.000 abitanti 38.000 abitanti Pirri non è comune è una municipalità e i Bolinai e municipalità perché tu se noi vince investi consigliera questa municipalità di Pirri. Bolinai che Castedo tiene due istituzioni, una è su comune, hanno ricevuti consiglieri SUSU, e una è la municipalità dove c'è un parlamentino su eligio proprio con votazioni con una scheda a parte, hanno votato scetti spiresus e tenere un parere consultivo. Noi si riuniamo e diamo indirizzo politico su territorio nostro proprio, sulle problematiche appunto che incontrano i nostri concittadini. Dunque se si votava vari, quando votavo su comune di Castedo, su Virreso è stato impruso un'altra scheda, dunque se due, e in una inditava, ma scete su Virreso, questo inditava vince se fosse municipalità. E tu in cui vuoi candidare, hai vinto, grazie a Dio, grazie a Spirreso, e dunque de gano di 2 anni, sei gustato? Del 2019. Del 2019, dunque già 3 anni, sei consigliera della municipalità di Virri. Ita vesi, ita sei fendi come te municipalità? Stiamo cercando di affrontare i problemi di ogni giorno, poi la viabilità, una grugimanna, poi a Intreviri ogni mengiano transitano 220.000 auto, dunque non è da ignorare questa cosa. La mobilità anda da posta a su con i tempus, purtroppo. Del circondario transitano del settimo, del sesto, tutto su questo che deve andare a lavorare. Difatti Pirri non è periferia, Pirri è cerniera con il comune di Castedo e di Aici deve essere trattata, secondo me. Poi deve essere proprio una dei sport, una dei sennas di Castedo, Pirri, l'Ompia a Castedo, dei altre abitati, pure toccare in mera volta a passare di Pirri, dunque
tutto il traffico che anda con a Castello deve passare anche a Bosartus e dunque a questo fai riuso di un barranco. Devo sciugare se impegnare a mera in attività socio-culturali di questa frazione di Virri, di questa municipalità di Virri, se si conta anche una cosa, adesso che si fendi in questo tempo. Da quando sei stati a Rigia, ha portato varie problematiche culturali, porta per me cultura bolinai sociali, bolinai si teneu su cultura, guadagnau su libertà. Dunque ha portato posta lingua sarda, è stata la mia prima operazione politica e mi ha portato una mozione di domandare che in suo consiglio si potesse richiestionare in sardo. Questa cosa forse si saprà morta che ha attuato su nomini di Enrica Fois, vince in social, comunque in sa stampa, vince su traballo mio, è proprio questa pregunta che è parta magari da Ici, spantosa, merasa, a dono umano, può essere invece una cosa normale, su che ha preguntato Enrica. Ecco, conta se invece sei taccato attento in sa municipalità di Virri questa pregunta, cosa tua? Poi posso dire che questa cosa bella è che ha creato un dibattito. Ognuno, chi non infia alligato a questa questione della lingua sarda, comunque si è interessato e questa è una cosa bella, nel bene e nel male. Poi in meta non collegano sul fatto che non si questiona questa lingua e scettica in sufficio, mancai è più scorretto a si rivolge a si impiegato in italiano. Invece da questa mozione domandiamo proprio che le persone potessero questionare in sardo, quando si impiegano d'uscita, con si impiegano, e che le aziende potessero esporre, mancai con un premio, che vi da uno sgravio, questo che abbiamo agattato, un cartello che riporta da sindicazioni di questa azienda pure in sardo, e ha creato scalpori. Questa mozione viene scritta in lingua sarda comune. E dunque è dentro meda critica da punai, ma oggi, ripeto, sono contenta di poter accostare i concittadini miei a questa questione, che varia da una cosa atteso. In meta si mantinau, ma non tenia stato meglio su de fai, non ci via da uno stampo umano in saruga da arrangiare, che ti sei interessata di questa cosa. E questo mi ha dato questa possibilità di dire in realtà che questa lingua nostra, questa cultura nostra, è la base di arrangiare, di pretendere il diritto nostro su voi. Questo è bello, la vaia. Su chiari vedi Enrica in questo primo momento di impegno in questa municipalità, è una cosa invece in altro luogo normali. E invece se no ancora se uso traballenti e se uso ci punti persone, come Enrica, che vai in istituzioni, ancora questa battaglia, e poi su traballo ancora mera, su cammino lungo, e c'è pazienza a mera, poi tutto va in maniera che, ma pensa dai su stampo, su in somori, che questo si può essere rovinando di vettura, se no sa lingua sarda già vettera, e invece sì. Questa cosa è sicuramente, devo io sa cronaca del suo tempo, è vero su questa battaglia, manna, si fu da Umera, Enrica tanti intervistata in Meras, tanti fu da bene, che ninguno da fu da male, ma questa democrazia, però Enrica non si firmare, sta andando in antisi, altre cose, punti lompi, a pustisi. A pustisi del su Covid ha portato una mozione che domandata dei sostegni straballadori della cultura e del suo spettacolo sardo, mancai seriendi con un punteggio maggiore, quando ci viene stati a calincuna vesta noi, appunto chi traballata in noi e chi è stato un meta in difficoltà di questa cultura. Dunque ha portato questa mozione che è passata, sono contenta, è passata su unanimità. E un'altra a Pizza e Cultura è stata questa del libro su questa biblioteca. Ogni anno Sarras dona da un finanziamento per rinnovare e rimpinguare i libri
all'interno delle biblioteche. E dunque si può domandare che su manco a metà di questo finanziamento fosse dedicato a libri di cultura, in lingua sarda, artistas sardos, ed è passata pure questa unanimità. sì. Beh, a volte basta un impegno, ci vuole coro, tempus, queste cose vanno preparate, però si vuole fare. E torna che ancora non tutte le biblioteche che teniamo su sprazzinare in questo bello territorio sardo, non tutte ancora dentro una sezione dedicata alla lingua nostra, alla storia nostra. E non reso che proprio la storia nostra è di importanza umana, anni materiali, anni libri, ma non la conoscevo. Poi studiare sulla storia esatta, ma la storia nostra no. E dunque a questo meno male c'è impegno. E di persona che Enrica, dai grandi in municipalità, sa politica è mandiare cosa tua, mangiare, non mi chiama, mi su notte pure, perché mancare che in quella notte non dormi, si pensa che tu devi fare. Devo asciugare se si chiede invece altre cose a livello regionale. Ha avuto questa fortuna di collaborare con Sardegna verso l'UNESCO, infatti in Piria ha portato questa mostra di Sardegna verso l'UNESCO e mi ha fatto un mega piacere ad arrivare delocalizzata in attività commerciali. Perché volevamo che tutti potessero avere fotos bellissime dei monumenti nuragici sardos, tumbas, nurages, e attento un meta successo a sta gente fragili e che capita da spesso che sta gente non scidi di andare a pigliare queste informazioni, ci sono tumbas che non sono connotate. Dunque è stato un meta bello, attento un riscontro in questa popolazione meta importante. Sardegna verso l'UNESCO è secondo me un'operazione importante per la Sardegna. Poi... Ecco, mancai, una scanto fuori a pizzo di Sardegna verso l'UNESCO, perché in Merasa sicuramente in tanti intendi vedrai, ma non credo sia a creare a tutti i testi Sardegna verso l'UNESCO. È un'associazione che si sta proponendo di far entrare la Sardegna in questa tentative list di Bruxelles. Ha posto in pari con un protocollo 32 siti nuragici, quindi con le amministrazioni e con chi gestisce realmente poi su sito. Dunque questa associazione si domanda da poi si dirà Isola di Pasqua tu scisi bene e pensai questa sconca mannas e si dirà nuraghi che ci vunti scegliendo nosu non è detto che medas interlocutori pensi di essa Sardegna o al monumento nostro dunque è andata brandizzata in un'altra maniera, andata a pubblicizzare a Sardegna a livello mondiale. Ci vuole in regola, Dio non sono d'accordo sul turismo selvaggio, ma ad un'esperienza, a un turismo esperienziale, cioè chi anda da questa comprensione del suo sito, di ciò che c'è intorno al sito, alla nostra storia. Dunque, devo creare un meta in Sardegna verso l'UNESCO e le amministrazioni si hanno aderito tutti. Hai punto seus in questo cammino che si offendi, se usa buono punto, su bruso e de vai? Ce n'è ancora, de vai perché è meta difficile. Ogni anno entrare in questa tentative list non è semplice, ci vuole di struttura, ci vuole di... impegno, strutturas, economias meda, ci vuole convinzioni. E mo è un comitato, è un assozio di persone che crenti in questo lavoro, punti volontari, non c'è gente vagare per fare questo lavoro e dunque ma questo non trocci nuda su impegno, su valori di questo che è Sardegna verso l'UNESCO. Su traballo tu politicamente si chiede vince in altre andalas e poi c'è una tensione poco surdo da poco combinare a venire fuori da drogos letterarios, una tensione in mano a vostra lingua sarda. E da punto sei usa parrimento tu? Un
punto che non mi piace, devo non sapere dati, poi c'è ancora troppa campanilismo nella usudia ici. Per me la lingua sarda non è scelta folclore. La lingua sarda è una lingua che deve essere connota e fuedata facilmente da un francese, per esempio. Dunque deve entrare in scuola, ma deve entrare vuole riscattata, perché devo consigliare che sono in suo consiglio in sardo, non deve essere cioè, una brigungia. E ne manca uno spanto. E ne manca uno spanto, la vai. Spanto. No, E sta lingua mia non mi posso usare e non devo suggestionare o mi devo inticastare male. Appunto sì, che è una pregunta che c'è diretta. Tu in esatto più su de Bosartus, sa consigliera, fuori si divesera e fuori in sardo, e si inghizza sa cabo, ai cesti. No, non sempre, poi alcuni colleghi non comprendono il sardo e dunque non posso... Dunque, sai come c'è l'artista, ma non ti comprendo, non era un italiano, e dunque, però sa produzioni delle smozioni si dava tutto in bilingue. Ah, dunque l'italiano sardo. Italiano sardo. Chi verbalizza come ti appunta da solinare in italiano? In italiano si trova, c'è una società che piga la registrazione e deve sbobinare e dunque chi non questiona in italiano ha tanta difficoltà. Non si comprende. Non sarei che finché che tu ne sei una cosa, questo sono descrivendo un'altra. In Sardegna, questo acontece nel 2022, in Sardegna, fu rende su sardo. E di Aici, tengo a regioni che possono male. Regioni di inquietai. Forse rendi che comunque tu dici che te la tocca a fare, questo vedendo di questa scuola, questo vedendo di questo intervento, che apparimento tu punti di importo. Io da toccare da normalizzare in suo sentito dei sardus, poi non è la lingua dei sgaggius, dunque è un lavoro umano, si deve usare e da questionare, da avvocato a su dottori. Poi non è possibile che scetti intrendi a scuola ci sia da un processo di normalizzazione. Funti importanti i romanzus, devo fare una meda presentata a dei romanzus, se un meda pregiata quando funti romanzus in sardo, potè questo che normalizza da sa lingua, deve essere normale per scrivere e leggere un romanzo in sardo. Su romanzi sentimentali, non sempre, ma posso buono nessun pruso, si vuole guardare dei sentimenti su un sardo. Su sardo è una lingua antinau che non si può rinare ti amo in sardo, non è di Aici, si può rinare e commenti. Anno fai, prendi su traballo mio in una scuola, finché si può provocare un vaghero sul dibattito, e raccontavo ai spicciocchetti, ma sì, prima a un piccioccheddo, ma sì, di braceri una picciocchedda, si lunara san sardo, da cumbira sapessi con tu in sardo, e questo mi tornavo e poi no, certo si posso andare. Poi faccio stamattina si pregunta a una picciocchedda, ma se c'è un piccioccheddo che di braceri, ma proprio di braceri, proprio un bello picciocco, bravo picciocco, e di cumbira l'avessi con tu, sapuru chieniti, e ti lunara san sardo, tu lo torna a sagare, o lo scrocco in casa. Questa amica mi fa, chi mi lunara san sardo non è in sul serio. E questo è un problema. Le femmine poi hanno subito prima la mancanza della lingua sarda, poi una femmina, alle femmine tu vuoi essere moderna, vuoi essere galante, cioè bella, su passo con i tempus, e non devi fuori in sardo. Su sardo è la lingua arcaica, la lingua dei pastori, ma è pure la lingua dei pastori ed è importante, ma è pure una lingua moderna, via, che onde ci punti fuori un noso, è una lingua in evoluzione. Potessi nunca morire. Ma tu tanti pensavo in sardo o in italiano? No, in inghissavo de manna, poi mi appassionata a questa cosa e dunque mi sono posta, ho fatto corsi e ancora
tengo difficoltà, poi purtroppo non ho avuto nessuno con cui questionare. E dunque, babà e mamma l'hanno pensato in italiano, quindi ci sapevi ciò che è da imparare a devruso in Italiano scuola. porcheddino. Ma non sardo, non italiano, non magari mancantedo. Che esse dari, pruso manco, che ne scoverri che cantano tennis, non lo devo suonare. Però, pruso manco, quando è che sei nato? Ma la vai con sto sardo, dove imparai di ovuro. O su manco su, se non è quando i testi che ti ha fatto pensare a Vurabello o Enrica a imparare a vincere su sardo. Una casualità, di 20 anni fa con noi un amico e io ci credeva a me in questa cosa e dunque mi ha prestato un libro e ha pubblicato canto via da importanti sul bilinguismo, poi spipiuso e devo tenere già in una villa e infatti figlia mia è laureata in lingue. Poi crescendo ha pubblicato su più che questionata in sardo e in italiano fia da prosabistu. E dunque ho iniziato a mi documentare, a studiare e tutto, appunto, chi vuole dare questo esempio, tu devi imparare. A figlia tua come ti dà vueda? Fu dato pure in sardo con essa, ci tengo me che essa ogni tanto mi vuole in sardo. Ha fatto pure parte dei sadesi in sardo, ci creo su me in questa cosa. Però issa per esempio lavora in pubblica amministrazione e lavora in italiano. Amaro lavoro dentro. Contasi dei primi tempi su questa conversione, io imparando non vedo troppo alto, ma quando si cominciava, che si fatto? Si legge un libro, si vuole vincere dei corsi, Ho fatto vari corsi con l'Istituto Biellini, mi piace meda libri, ho cercato la professoressa Sorace, mi piace di meda mi documentare e mi sono documentata pure sulla questione linguistica in sé. Ho letto un libro che si chiama Da doppia verta, volevamo comprendere che è la verità che tiene in sardus, che non questiona in su sardo. Mi appassiona da me da questa cosa. E quali considero se si lompia? Che è su barranco? Voi te sardus non fuori da su sardo? Poi c'è stata una colonizzazione linguistica da parte del Stato italiano che ha fatto dedotto psicologicamente in sardus, così bogai questa lingua, appunto, chi volesse essere in sa classe elitaria deve si vuole dare italiano. E questa popolazione ha abbandonato secolo fa questa lingua sarda. Ma non ti pare che in una ghetto sia torrendi a questa coscienza di essere sardo, di essere popolo, di tenere una lingua cosa nostra? Che ti impressione tieni? Se si canovo tutto, se si inquieta, o invece si bisogna che delle luci, mancai atteso, però non è una luce lenta, a risparmio energetico. Sostenibile. Poi bio con pregeri giovani, questo mi va in me da pregeri, issu su punti in me da più coscienziosi de nosus. Che sono dei 20 anni circa, e sono venuti attenti e questa cosa mi va di pregeri e studiano su sardo, ma pure una maniera di creare coscienza in persone. Poi non è sempre benaltrismo, tocca a Ungunisi, non c'è di meglio da fare che cambiare i nomi a Zarugas. C'è dei vai uno e l'altro, però sono contenta perché questo giovane sono venuti meda preparati, questa cosa argomenta proprio su convinzioni, questa cosa mi fa sperare bene. Devo scio che noi teniamo un'altra isola a mera accanto, una isola Zorri, pago spittica di nosu, ma cosa sa mera, finché si può risolvere linguistica, sa promana di nosu, queste cose promana.
se vuoi rendere sa Corsica, dove che tu di abita San Corsica, che conosci istituzioni e conosci invece la questione linguistica. Ita parrimento tu di questa sorri noso de più imparai. Depois imparai que minhas causas servem tirotos. Não podemos pensar e desivar essa vitória solos em quatro. Dunque, in Corsica c'è un sentimento nazionalista, ma non è neanche uno che crede in Salimba deve essere per forza indipendentista. Dunque, la limba è un patrimonio di tutti i sardos, pur uso di questi che vanno tanto convintamente a Roma. Dunque, io ho bisogno di tutti per arrivare a questa soluzione. Non posso pensare che sia una battaglia mia o tua, è di tutti. E questa Corsica è di Aici. Tenenti de vago su mese passato un signore mi ha rimproverato poi avevamo usando l'acqua in supporto non mi antanao che non la possiamo usare con isso, con questo signore che mi hanno cosa tutti si fanno furiosi a minare cosa poi tutto Parisi isso ha fatto sa spia ma piccato a serio e sa gente fonti in meda cioè l'acqua è un bene di tutti dunque si fanno più tutti feriti di questa mia azione e invece ancora noi viu che non c'è questa cosa che devo a rimprovero uno nelle strisce pedonali che curri poi se o deu manca chi da pubblicare a serioso invece totus depemos unai no non de piscuri sbagliau dunque si affrontano questi problemi in una maniera unitaria conoscendo che tutti sono diversi, io sono bionda, tu porti i capelli scuri e la barba, però impari a affrontare comunque quella questione linguistica. Serrauso, mancata vago minuto a cabo di questa puntata, di pure drogos literarios, Serrauso con questa politica, tu fai politica, io sono una politica, la politica invece si può, quando per toccare la questione linguistica, non fuori da uso della scuola, fuori da uso delle istituzioni culturali, fuori da uso di una cultura che a volte si impresa la lingua sarda, ma vai paga onore a questa lingua, perché manca vai più su folclori, gli amici artisti, sa vostro una rauso, la politica, sa parte sua, parimento tu è offendita, poi fai de bruso, e te la poi vai. Depi vai de bruso, depi controllare su di noi che donada. Poi c'è di noi, ni deve riponni de brusu, però deve fare azioni più mirate, in questa normalizzazione secondo me, e deve portare avanti azioni che danno lustro a questa lingua nostra, non è scelti a porre su corso di un'ora, è proprio questa lingua deve entrare in questa vita quotidiana, deve essere una volontà di politica questa, con i cartelli, deve essere normali d'ufficio, faccio su cartello posta ruga, non ci deve essere nessuna questione, da faccio in italiano e in sardo e in inglese, che bollo, poi turista, però deve essere d'ufficio il cartello bilingue, deve essere normalizzata e questa volontà di scelta politica e deve vai de bruso assolutamente questa politica. Ma non viene poi tutto il discorso dei discorsi sugli eventi, sul fatto che in questa comunicazione, questa trasmissione ora nasce per volontari politica, poi da questa regione e fendi questa parte sua, ma se andiamo in avanti, se fuori sul teatro aperto, su parimento tu ci punti vincere altre cose della vita economica, sociali, a voi invece se questa politica linguistica non è entrare, invece sarà da entrare. Io da devo entrare in tutto, in ospedali, perfino l'ufficio degli assistenti sociali, che vede con una femmina che questiona in sardo, tu che non questiona in sardo assistenti sociali, non scisi arrivare a questa sfumatura dei dolori che danno di questa femmina, a questo problema. Su sardo è una biodiversità da proteggi. Dunque, se questionai tu in italiano e uno in sardo, secondo me è parte del suo problema.
Arremanoso che finge in su tribunale di Aristani, se vince a poco tempo fa, di viera s'ufficio di lingua sarda inter su tribunali, una cosa bella, con un collega che farà i portatura dei attus e appunto per passare su giugi, tutto su chi su s'accusao, su testimoni, ai andavo in sardo in sa testimonianza e mo è serrao a dell'umano, dunque si deve che scai un ufficio di lingua sarda in un tribunale serrao e deve fare in maniera che invece Aristani si via partito, tornato in Ghizai di Aristani, ma sprazzinaus in tutti i tribunali si sardo su un ufficio di lingua sarda, poi tutto in bortatura e poi fa in maniera che tutto si possa fuedai sa lingua solo sa rinascenti da fuedai meno sul sardo poi devi imparare sa lingua italiana e poi magari non c'è rinascenti a noi sui buoni di noi. Enrica, sa regia mi ha fatto comprendere che su tempo è sta acabau devo grazie mi ha fatto regia in mera Grazie a tu e a vosatrus. di questa ciacciara rampai e ai telespettatori tornavo su grazie a donato appuntamento a sa puntare a Benidorm de Furria Drogio su Literario. Grazie a tutti e adios.